È fondamentale, la sopravvivenza di Ottana Polimeri è fondamentale per assicurare la sopravvivenza dell'industria in Sardegna centrale. Cosa abbiamo convenuto? Abbiamo visto che l'imprenditore ha presentato un progetto di riconversione. È un progetto interessante che va verso la produzione bio, che andrà affinato, dovremo vedere i tempi, la percorribilità di questo progetto, però noi crediamo che lo sviluppo parta proprio dalla riconversione di determinate produzioni. Abbiamo convenuto di verificare alcune diseconomie legate all'energia e su questo la posizione della Giunta è chiarissima e da tempo è stata avviata un'interlocuzione col Ministero sia sul tema dell'essenzialità che sul tema complessivo della metanizzazione in Sardegna. Su questo stiamo lavorando e ancora con più forza a questo punto porteremo avanti quelli che sono i nostri obiettivi. Sul resto, sul discorso dell'interlocuzione invece con Eni, abbiamo, come già si sa, abbiamo un'interlocuzione stretta a livello istituzionale con i massimi vertici dell'Eni, con la società discuteremo delle problematiche non solo legate ad Ottana Polimeri, ma a tutto il problema della presenza Eni in Sardegna.